sti torro de buon anno, ti Deus ti conserve per umano, caleri che curro casa a riparo. Sti do è un iscanno, Castanzino in modo che ogni anno ti poses in cammino a amico caro. E serena ti las passas e vumenne se cordai e Giulianile. Allora, iniziamo questi nostri lavori innanzitutto. Buongiorno a tutti, ben riposo. Abbiamo inteso riproporre il tema dello statuto, della riforma dello statuto sardo in un'Italia federata nell'Europa dei popoli. Poi aggiungiamo l'Assemblea Costituente come strumento democratico popolare per ridiscutere il rapporto Stato-Regione-Sardegna. Per parlare di questo abbiamo voluto, e vi ringraziamo per la loro presenza, due esperti. Non so se ci raggiungerà poi il professor Paolo Fois, perché era desiderato il suo intervento per uno spaccato internazionalista, europeista. Ma già abbiamo due presenze molto importanti. Abbiamo il professor Vanni Lodrano, che è il preside della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Sassari, che ci parlerà del federalismo falso, federalismo vero tra Statuto e Costituzione. E poi abbiamo fra noi, lo ringraziamo, una presenza molto importante dell'onorevole Piersandro Scano, che è stato uno dei promotori, dei firmatari nella precedente legislatura di una proposta di legge relativa all'Assemblea Costituente, proprio perché si riteneva, insieme a un comitato di cui anche noi facevamo parte, essenziale che la nostra Carta Costituzionale venisse scritta dai sardi in Sardegna attraverso l'Assemblea Costituente. Vedremo poi da lui e ci spiegherà bene che cosa è successo nel frattempo. Ma perché come Confederazione Sindacale Sarda abbiamo riunito tutto il gruppo dirigente per una riflessione comune intorno a questi temi? Intanto perché sono di attualità e sono ritornati fortemente d'attualità rispetto a degli eventi che sono successi a livello nazionale. Voi sapete non solo la riforma del titolo quinto, ma quello che sta avvenendo a
all'interno della riforma costituzionale delle proposte che ci sono state e di quelle già anche approvate da uno ramo del Parlamento. E i ritardi che si assommano, che sono in Sardegna, sono molto preoccupanti, perché si rischia di non arrivare proprio a una riforma del nostro statuto e quindi di assorbire in qualche modo e di quelle che saranno le decisioni di altri organi dello Stato, per cui la Sardegna si dovrà per forza adeguare. Perché il nostro gruppo dirigente ha necessità di riflettere attorno a questi temi? Perché la Confederazione Sindacale Sarda ritiene che senza che ci sia una riforma dello Statuto sardo in termini moderni, in termini europei, in termini di nuovi poteri, è difficile che si possa avere una svolta in Sardegna. Non siamo solo noi a pensarlo. Lo statuto che abbiamo vigente è uno statuto datato, è uno statuto che prevedeva molti poteri, tra l'altro non mai ben esercitati fino in fondo, anche dentro un concetto di autonomia speciale, ma oggi ci troviamo di fronte a un panorama europeo e internazionale rispetto al quale non riposizionarsi nei confronti prima di tutto dello Stato italiano e poi nei confronti dell'Europa significa non aver capito che cosa è la politica di oggi, che cosa significa avere un nostro ruolo all'interno del mondo, all'interno dell'Europa. Non può essere più un ruolo marginale, un ruolo, diciamo, di chi pensa di poter continuare, diciamo, in una vecchia politica di aggiustamenti. Deve essere una ridefinizione del nostro ruolo, la nostra capacità di riprenderci quello che è un concetto fondamentale, di credere fino in fondo che siamo un popolo, che abbiamo tutte le caratteristiche di un popolo, non solo perché abbiamo un territorio bello infinito, abbiamo una lingua, abbiamo una storia, abbiamo una cultura, ma perché siamo maturi, o lo riteniamo di essere politicamente, per poter avanzare anche altre proposte all'interno di un'Europa che, per esempio, nella nuova Costituzione ha previsto possibilità per altri popoli che si sono costituiti in Stato di essere riconosciuti come Stati autonomi. Parlo di territori con popolazione ben più ridotta di quella della Sardegna, che hanno un loro riconoscimento nella Carta Costituzionale, hanno un loro riconoscimento all'interno dell'Europa, sia per quanto riguarda il territorio, sia per quanto riguarda la lingua, sia per quanto riguarda la rappresentatività all'interno del Consiglio europeo. Pensate a Cipro, pensate a Malta, ad altre realtà molto molto più piccole della Sardegna. La Sardegna non è neppure rappresentata a livello di consiglieri europei, mentre questi stati hanno dai 4 ai 6 rappresentanti. Il problema che io pongo al nostro quadro dirigente è questo. Perché la Confederazione Sindacale Sarda deve riflettere su questi temi? Innanzitutto per mettere ordine e capire, perché noi abbiamo poi nei confronti non solo dei nostri iscritti, dei nostri lavoratori, ma di tutti i sardi, dobbiamo avere chiare le idee di che cosa si può fare, a che punto siamo, che cosa è un percorso che ci possa portare a dei risultati rispetto alla riforma dello Statuto Sardo. Noi siamo fortemente convinti di avere non solo un radicamento in Sardegna, ma di proprio la nostra natura di sindacato sardo parte dalla convinzione che siamo un popolo e parte dalla convinzione che in Sardegna non può prescindere il lavoro da quello che
e l'essere radicati in questo territorio. Certo, anche noi dobbiamo fare salti di qualità. Noi sempre più dobbiamo pensare che le vertenze che facciamo per i lavoratori devono partire proprio da questa realtà. Non è che non abbiamo avuto dei ritardi e delle colpe, anzi, forse ci facciamo spaventare dalle difficoltà e pensiamo che i lavoratori non guardino a noi perché noi non siamo sufficientemente, non abbiamo tutti gli strumenti come le altre organizzazioni sindacali, non abbiamo le risorse, non abbiamo l'organizzazione, non abbiamo la capacità di intervento degli altri. Però quando siamo nati abbiamo accettato di fare la scommessa e abbiamo detto che noi non dobbiamo come obiettivo essere uguali agli altri, perché per essere uguali agli altri non c'era necessità di fondare la Confederazione Sindacale Sarda. La Confederazione Sindacale Sarda trova radici e trova giustificazione, trova essenza solo e comunque perché parte da quella convinzione di essere popolo, di avere davanti a noi una prospettiva di poteri reali. I poteri reali non possono essere solo quelli derivati, quelli che vengono fuori da una riforma, da una devoluzione alla Bossi o alla Lega, che è ben poca cosa rispetto a quello che noi abbiamo sempre pensato che è il futuro della nostra Sardegna. Però io non devo fare una relazione, io ho il compito di aprire e di dire che abbiamo necessità, e quindi ringraziamo fin da adesso le persone che ci aiuteranno in questo percorso. È necessario capire, è necessario fare il punto, farci comprendere quali sono le prospettive, quali sono anche gli strumenti per poter andare avanti. E in questo percorso quindi troveremo anche la possibilità non solo di arricchimento, ma anche di maturare una posizione definitiva della nostra organizzazione rispetto non solo a questo diciamo, problema, ma rispetto al progetto complessivo. In questo momento do il benvenuto al professor Paolo Foisi, anch'egli professore emerito dell'Università di Sassari. Il professor Paolo Foisi ci parlerà della specialità della Sardegna e delle relazioni internazionali della regione. Anche questo è uno spaccato molto importante, erano i due corni del problema. Il primo a parlare sarà il professor Danilo Brano, poi seguirà il professor Paolo Foisi e infine l'onorevole Alessandro Stano, perché poi capiremo tutti assieme perché c'è necessità che la politica poi metta assieme necessariamente quelle che sono le riflessioni che, ricordiamoci, non sono solo tecniche da parte dei due professori universitari, ma che sono stimoli e valori senza i quali una politica che guarda in avanti, che guarda a una riforma dello Statuto sardo non avrebbe senso.